Questi sono i calciatori che ci piacciono, quelli che vanno a trovare i bambini che non possono andare allo stadio, come i ricoverati in ospedale a Mestre nel reparto di pediatria e patologia neonatale. Mister Dal Canto, Boccalon e compagni dell'Unione Venezia hanno dispensato sorrisi e palloni per i più grandicelli e giocattoli per i più piccoli. Futuri o attuali papà hanno ascoltato come operano i sanitari del reparto. Gli abbiamo donato un sorriso e alcuni regali, visto che insomma, tra poco è Natale, quindi è stata sicuramente una bella esperienza. Un'idea nata dopo il recente invito ad assistere alla partita di stasera fatto a tutti i ragazzi di Mestre, pensando però a chi, ricoverato in ospedale, non avrebbe potuto davvero esserci. So alle spalle di questi bambini come vivono le famiglie, per cui avendolo vissuto so quanto è duro e so il lavoro che fanno i medici in supporto alle famiglie, per cui questo credo che sia un aspetto da non sottovalutare. Un reparto dove, nonostante tutto, si respira un clima di serenità grazie anche alle tante attività collaterali promosse dal volontariato come la scuola, la clown terapia. Ora anche i calciatori, usciti da questa esperienza, sicuramente arricchiti dentro. Spero di averli interessati, evidentemente è un argomento che tocca tutti quanti, perché tutti quanti sono potenzialmente dei giovani padri oppure degli ex giovani, non più al di sotto dell'età pediatrica, al di sopra dell'età pediatrica, e quindi chiaramente sono interessati a un argomento come l'ambiente pediatrico.